Amici di Sportisli, ciao da Salvo Geraci, siamo live dal comunale di Bagheria, provincia di Palermo e Bagheria Sport Palermo. Siamo nel finale del girone A di promozione siciliana, la giornata numero 24, con le due squadre in campo, Bagheria in tenuta nerazzurra, lo Sport Palermo risponde in tenuta verde fluo, Bagheria con il 4-3-1-2 di Angelo Tomasello. La formazione ufficiale vede Cagnina in porta, in difesa da destra verso sinistra Costa, Florio, Perricone e Di Giorgio. A centrocampo Caracappa, Rama e Andrada, Fiorentino, dietro Gio e Stassi. In panchina Crisafulli per la porta, poi D'Amico, Gallina, Abate, De Giorgio, Lopresti, Bartolone, Bartoloni e Geraci. Risponde lo Sport Palermo di Claudio Grimaudo, 4-4-2 con Perez in porta, in difesa Traoré, Monforte, Lappi e Uzzo. A centrocampo Minà, Porcelli, Costantino e Gramauta. In attacco Pitanza e Marco Minnone. A disposizione in panchina Scordato per la porta, poi Vitale, Granatello, Salvo Minnone, Adelfio, Megna, Cappello, Conticelli, lui che è un portiere ma è disponibile come giocatore di movimento, anche se non è comunque al 100%. Infine Bertolino. L'arbitro della partita è Giuseppe Castrovinci di Palermo, assistito da Vincenzo D'Alberti e Francesco Ponzo, entrambi della sezione di Marsala. Quasi tutto pronto per cominciare con lo Sport Palermo che farà rotolare il primo pallone di questo pomeriggio, il primo pallone della 24esima giornata del girone A di promozione siciliana alle 15. L'altro anticipo tra Renzolo Piccolo Terrasini e Mazzara, tutti comodi. È iniziata Bagheria Sport Palermo. Domani il resto del programma con Valderice FC Alcamo, Regina Mundi Cus Palermo, Borgetto Giardinello Aspra, Margheritese Fulgatore, sempre qui al Comunale. La sfida tra Bagheria 90-011 e la capolista Montelebre. Montelebre che sarà sempre lo spettatore interessato alle gare del Bagheria, che qui si propone con il tiro di Gio, impegna Perez dopo poco più di 30 secondi, la prima occasione del match da parte di Raffaele Gio, che oggi ha Stassi come partner d'attacco. Bagheria deve fare a meno per 2 giornate di Raimondo Lucera, espulso settimana scorsa a Fulgatore. Calcio d'angolo per i nerazzurri, prova ad allontanare Costantino ma si alza il vento, un po' d'afa oggi a Bagheria con la primavera che propone questo tipo di clima. Ci stiamo avvicinando all'estate, la stagione in cui fa sicuramente più caldo delle altre. Dicevamo del Montelepre spettatore interessato, perché Montelepre rappresenta la capolista di questo campionato, 55 punti, il Bagheria insegue a 54 in seconda posizione, quindi con una vittoria ci sarebbe il sorpasso, ma bisogna sempre aspettare il giorno dopo per capire se questo sorpasso potenziale sarà confermato o meno. Montelepre, come dicevamo, impegnato qui domani contro l'altro Bagheria, il 90-011. Sport Palermo invece che si trova a combattere per la salvezza. Vittoria importantissima settimana scorsa contro il Borgetto Giardinello, 2-0 in casa. Squadra di Grimaudo che si trova al 25esimo punto conquistato dopo il match di settimana scorsa. Decimi in classifica i verde flu blu a più 3 dal 90-011, un gradino sotto, a più 7 dalla zona playout attualmente occupata da Mazzara e Valderice. Bagheria che sembra aver approcciato bene al match,
subito con l'occasione di Gio, intercettata da Perez. Qui ha una nuova chance con il passaggio voluto da Caracap. Il pallone arriva dall'altro lato dove c'è Fiorentino, pallone morbido che si insacca in porta. In questo modo qui il Bagheria si porta in vantaggio con il gol di Fiorentino, 1-0 al quarto minuto. Perez un po' fuori dai pali, sorpreso. Allora vantaggio Bagheria con Domenico Fiorentino. Richiamato un po' infatti il portiere dello Sport Palermo, Joaquín Perez. L'errore di valutazione così influisce su questo gol. Chissà se influirà sulla sua partita, sulla partita dello Sport Palermo. Seguiamo la partita e questo è il modo per scoprirlo. Dunque 1-0 grazie al gol segnato da Fiorentino. Non segnava da un bel po', questo è il suo primo gol in questo campionato di promozione. Gioia personale per lui, un campionato dove aveva collezionato soltanto assist, ben 6, ma ancora non aveva segnato. L'assist, l'ultimo, ha fatto proprio qui al Comunale, l'ultima partita giocata qui al Comunale del Bagheria, il 4-0 contro il Mazzara. Oggi è lui a portare in vantaggio il Bagheria. Bagheria che sta avendo un grande momento di forma, soprattutto dopo l'eliminazione dalla Coppa di categoria per mano del Gemini a San Giovanni Gemini, dopo i calci di rigore. 10 risultati utili consecutivi da lì, 7 vittorie e 3 pareggi. Nell'ultimo periodo ha collezionato 3 vittorie consecutive contro Cus Palermo, Mazzara e Fulgatore, subendo soltanto un gol, facendone ben 8. In mezzo c'è stata anche la settimana di sosta. Oggi non vuole fallire, anche perché l'obiettivo è sempre quello di inseguire il Montelepre, mettere pressione soprattutto il Montelepre, soprattutto dopo la gara in casa che si gioca di sabato per i nerazzurri ogni 2 settimane. Il Montelepre sta sempre prima in classifica. Sport Palermo che prova a reagire. Il Bagheria recupera palla, allora è lanciata la squadra nerazzurra con Gio davanti la porta, va col mancino Perez con la croce, stavolta risponde il portiere dello Sport Palermo. Anche per lo Sport Palermo è in attivo un periodo di forma, anche per Claudio Grimaudo, arrivato da poco sulla panchina verde fluo blu. 2 vittorie nelle ultime 2 contro Aspra, sempre qui al Comunale, lo scorso 9 marzo, poi 2-0 contro il Borgetto Giardinello in casa.
una salvezza che ancora è da conquistare in maniera aritmetica. Punizione per lo Sport Palermo. Batte Rosario Costantino, uno dei pilastri di questa squadra, tra quelli che non ha abbandonato la barca. Soprannominato il profeta anche per la sua capigliatura molto folta. Barriera a 2 per il Bagheria. Parte Costantino in mezzo, stava per entrare, c'è stata una deviazione, ma eccola qui la reazione dello Sport Palermo in questa punizione insidiosissima di Rosario Costantino. Lo Sport Palermo ci è arrivato proprio da una squadra di Bagheria, l'Aspra, con cui ha fatto l'eccellenza l'anno scorso, ma la classe 97 ha esperienze anche tra i professionisti. Prova il cross Traoré, si attende il rimbalzo del pallone, poi finisce per fare fallo Traoré, e allora calcio di punizione per il Bagheria. Il Fugatore ha vinto una partita che si era messa veramente male con il gol di Todaro nel primo tempo per i trapanesi, poi l'espulsione di Lucera con 2 giornate di squalifica. Infatti Lucera salterà anche la partita in trasferta contro il Borgetto, oltre che a questa qui contro lo Sport Palermo. Nel secondo tempo la reazione con l'ingresso dalla panchina di Stassi e la doppietta da parte sua con il gol decisivo al 92esimo. Poi a fine partita l'espulsione di La Pica. Match è terminato 10 contro 10. Pitanza qui recupera un buon pallone messo giù da Florio. Il fischio dell'arbitro con il cartellino giallo, il primo della partita. Ammonito Salvo Florio. Il fallo su Pitanza a segno della partita contro il Borgetto. Lui fece il secondo dei 2 gol. Il primo lo ha realizzato Porcelli, anche lui in campo dal primo minuto oggi. Una buona prestazione dello Sport Palermo contro Borgetto, che era favorito alla vigilia, dato che parliamo della quinta in classifica al momento. Borgetto che è rimasto in 10 nel cuore dei minuti di recupero per il rosso Adalfano, ricevuto un doppio giallo. Punizione per lo Sport Palermo. O Costantino o Lapi, queste le 2 opzioni contro la barriera a 4 del Bagheria. Chissà se ci vorrà riprovare Costantino. Alla fine va a Lapi, la deviazione della barriera la prende Cagnina, che fa finire tutto. Lapi che oggi è adattato a difensore centrale, data l'assenza per squalifica di Procida per somma di ammonizioni. Sulla fascia sinistra sempre della difesa manca Firetto, oggi sconta l'ultima delle 5 giornate di squalifica. A destra invece manca Capitan Ricciardi per infortunio,
colpo alla mano che sta tenendo fuori per un bel po'. Al loro posto si stanno imponendo a destra Minà, a sinistra Gramauta, soprattutto grazie al 4-4-2 di Claudio Grimaudo. Fuori dai radar invece Filippo Tiscione, che ha dato una mano per un breve periodo ai Verde Flo Blu. Sembra aver salutato anche Filippo Pirrotta, insieme a Fontana, Savanè, Calivà, Mazzotta e Livigni. Con quest'ultimo fa parte della squadra juniores. Invece nel Bagheria, oltre all'assenza di Lucera, c'è ancora quella di Locascio, che ancora non ha collezionato un minuto in nerazzurro. È infortunato, arrivato praticamente a Natale dal Misilmeri. Costantino, nuova punizione per lo Sport Palermo, allontana di testa Perricone, la va a riprendere l'autore del gol fiorentino, serve male Gio, pallone lo butta fuori. La salva Gramauta, il pallone però poi si spegne. Allora rimessa laterale per lo Sport Palermo, che ha preso un po' di misure. Si sta presentando nel metacampo avversaria. Il cross provato da Marco Minnone, pallone che arriva alla zona difensiva del Bagheria fiorentino per Gio, anche grazie all'aiuto di Stassi. Spazio per Raffaele Gio, che adesso entra in area di rigore. Il cross in mezzo deviato, Stassi deve correre dalla parte opposta, pallone ricevuto da Di Giorgio, anche lui adattato a terzino sinistro, così come una settimana fa il Fulgatore ha fatto anche il terzino destro. Proprio per l'assenza di Locascio, qui Bagheria va a prendersi il calcio d'angolo. E riceve anche qualche indicazione da Angelo Tomasello in panchina, nel particolare Caracappa. L'indirizzato speciale, colpo di testa di Florio. Di Giorgio contro gli avversari, poi il nuovo passaggio per Florio, che si trova in posizione irregolare. Arbitro che richiama Florio. Qualche dialogo che non è piaciuto all'arbitro. La prossima volta si parla con me, ha detto l'arbitro. Florio deve abbandonare un attimo il campo. Per regolamento. Stassi, grande sponda per Gio. Fino in fondo, supera Uzzo ormai. Allora Gio serve piano piano verso il centro dell'area. Nessuno pronto ad accogliere il passaggio dell'ex Aspra e Primavera del Palermo. Per chiudere il discorso sull'adattamento di Giorgio a terzino, c'è anche Bartoloni che non sta benissimo, è in panchina ma non è al 100%.
anziché Tomasello ha avuto il recupero di Perricone. Qui fallo di Traoré. Ci sarà una nuova punizione per il Bagheria. 19esimo, 1-0. Il gol di Fiorentino al quarto. Antonello Orlando con Pucciotto erano la domenica, no, per San Giuseppe che li vedeva a camminare sul bike e quindi ma Antonello si filma e dice dai il biglietto ci fa una bike perché attacca da 2700 euro per io però non mi sono dimenticato che Fiorentino sul punto di battuta, ma tutto lasciato sul destro deviato di Cracappa, bloccato da Perez. Lapi e Monforte a levare questo pallone, a far correre adesso Pittanza che lotta in mezzo a due, a terra Andrada che subisce un colpo in viso. Pittanza non è d'accordo, punizione conquistata dal Bagheria. Parla Pittanza con l'arbitro. Tra i innesti campionato in corso importanti dello Sport Palermo. Attacco adesso fa affidamento su di lui. È arrivato stagione in corso dal Castellammare, non ha trovato tantissimo spazio, allora trasferimento in promozione allo Sport Palermo, 6 gol, di cui uno su calcio di rigore contro il Mazzara dove fece doppietta. Perez, grande rischio, dato il pressing di Gio. Uzzo scorre in fascia, lo manda via Florio. La rimessa di Uzzo, Pittanza, lancio deviato da Rama, si prende la rimessa laterale Gramauta che lascia tutto a Uzzo. Conforte in consiglia di non avere fretta. Adesso Pittanza, passaggio deviato, arriva comunque a Gramauta che effettua il cross, esce Cagnina a smanacciare in angolo, il pallone era diretto su Minà. Probabilmente sperava in una presa migliore. Cagnina ha comunque evitato questa situazione che poteva rivelarsi più pericolosa. Angolo Sport Palermo, la battuta a giro di testa Perricone lontana, arriva tutto a Porcelli che commette fallo su Andrada, calcio di punizione per il Bagheria. Rama di prima
fa correre Gio, duello con Lapi, Gio non lo supera, Lapi si allunga il pallone, torno importante per Lapi dalla squalifica, lui che di squalifica ne ha preso un bel po' lungo l'arco di questa stagione. Prossima settimana farà 32 anni, venerdì. Rinvio dal fondo per Perez. Di testa per Riccone. Costa, Florio. Bagheria che incontra Porcelli. Stassi, quello con Monforte, si prende la rimessa laterale il Bagheria. Rama, colpo di testa calibrato, Caracappa, Uzzo, prima di Gio la prende, no, si prende però comodamente il calcio d'angolo. Discussione tra Marco Minnone e Costa, arbitro che ha attenzionato anche l'atteggiamento di Grammauta. Angolo Bagheria qui con Caracappa, pronto con il destro. Tanti duelli in aria, pallone dentro, colpo di testa. Poi il tentativo da dimenticare di Andrada. Finisce fuori di tantissimo. E allora Costantino. Pittanza con la spalla, non ci arriva Marco Minnone. E allora Fiorentino, largo da Stassi, si inserisce in area anche Rama. Stassi calcia da lì, Perez in angolo, botta di Stassi. Ancora coinvolto il portiere dello Sport Palermo. Caracappa, ancora lui, dalla bandierina. Destro alto a cercare la testa di Perricone, la tocca Traoré, poi Stassi stacca, ma in posizione di fuorigioco. E allora rinvio dal fondo per Joaquín Perez, corto questa volta. Lapi, ancora per Perez, rinvio a mezza altezza. Raccolto da Rama. Discute con i suoi Perez. Quanto riguarda la fase di impostazione, lui argentino, classe 2004.
punizione. Bagheria. Pallone che si sposta a causa del vento che soffia quando gli pare piace. Parte Fiorentino in mezzo verso la testa di Caracappa. Nuova proposta, aggancio, palleggio, non c'è il tiro al volo di Perricone che poi cade al limite, svirgolata di Lapi. Per sua fortuna non ci sono pericoli. Perricone però rimane giù. Dicevamo prima del recupero di Perricone che si è fatto male proprio nel big match contro il Montelepre, pareggiato 2-2 qui alla comunale di Bagheria lo scorso 1 febbraio. Rientrato contro il Cus Palermo. Regolarmente saltando 2 partite. L'arbitro qui va a sanzionare questa situazione. E allora sarà calcio di punizione per lo Sport Palermo. Sempre Costantino. Battuta corta. Pallone verso Traoré. Che non può essere raggiunto. Proprio colui che è stato richiamato dall'arbitro un minuto fa per il fallo commesso. Perricone. Lancio lungo, non la prende Stassi, di testa Monforte su Mori Traoré. Continua a controllare, poi gira verso Uzzo. Perez. Controllo contro Caracappa. Sempre con la possibilità di rischio. Andrada prova a mettersi davanti Marco Minnone, ma lo Sport Palermo continua. Mina, il passaggio verso Minnone, fermato da Florio in rimessa laterale. La rimessa di Traoré, triangolo che si chiude, pallone dentro, allontanato da Perricone. Ancora l'ex Accademia Trapani, lancio lungo, colpo di testa, risposta, la vede di nuovo Lapi. Traoré, spallata di Fiorentino. Bagheria che si prende la rimessa.
Trama. Davanti a lui Porcelli, Andrada. Poi Monforte. Di testa a cercare Minnone, la prende Mina. La finta da parte di Giorgio. Ancora Monforte. E praticamente un assist quasi per Pitanza. Cerca di giocare d'anticipo sul retropassaggio della Bagheria verso Cagnina. Ma niente da fare. Fallo su Lapi. Punizione per lo Sport Palermo. Battuta subito. Traoré. Buono l'aggancio. C'è il fallo di Fiorentino. Arbitro che aveva gli occhi sull'azione. Lancio lungo verso Gramauta di testa. Il pallone va in calcio d'angolo. Ma Cagnina è giù. A terra il portiere della Bagheria. Un po' d'acqua. Va Costantino, dalla bandierina impegnato subito Cagnina, seguito al breve stop. Vai, convinto, cerchiamolo, vai! Però Cagnina sembra non farcela e allora cambio pronto con l'ingresso di Crisafolli al debutto in nerazzurro. Cambio che si sta eseguendo, ma dal campo sembrano arrivare segnali positivi. Le distanze influiscono sulla fluidità della comunicazione. Arbitro che richiama la panchina del Bagheria, che stava procedendo con la sostituzione. Invece Cagnina nel frattempo si stava riprendendo. Poco fa Tomasello ha chiesto a Cagnina: ce la fai sì o no? Cagnina ha risposto sì. Dunque cambio ritirato per il Bagheria. Crisafolli torna a scaldarsi, a tenersi pronto. E allora nessun debutto, almeno per il momento, per l'ex Lascari. Arrivato proprio dai giallorossi. Campionato in corso. Angolo Sport Palermo. La battuta verso il primo palo. Si ritorna a giocare
con l'anticipo di Mina. Bagheria che va in velocità con il lancio lungo di Fiorentino. Corrono in 4, allarga Gio, dove c'è Caracappa, solo ma largo rispetto alla porta, attraversone in mezzo, pallone ricevuto da Di Giorgio, fermato all'ultimo secondo sul più bello, stava andando al tiro Manfredi Di Giorgio. Punizione Sport Palermo da ribattere. Ormai bisogna andare con la battuta con più calma, dato che Gramauta non ha effettuato la battuta rapida. E allora Costantino a cercare Traoré, prima di lui Di Giorgio. Rama scambia con Andrada, poi il retropassaggio per Florio. Costa, Gio, fallo sì di Uzzo. Spinta da dietro secondo l'arbitro. Rama batte immediatamente Andrada, gira, c'è Di Giorgio, da uno sguardo verso l'area, il cross con il destro, colpo di testa da parte di Lapi, poi scambia a centrocampo con Gramauta, vicino a trovare Pitanza, si va subito con il Bagheria in risposta. Gio si allarga a Costa, il cross alto, fuori portata per tutti, rincorre Stassi, ma ormai è troppo tardi. 5 minuti più recupero al termine del primo tempo. Caracappa, nuovo recupero Bagheria, calcia da fuori. Conclusione che non fa alcuna paura a Perez. Qualche dritta ai suoi per Claudio Grimaudo. Traoré la protegge fino all'ultimo. Mina, nessun fallo su Andrada. Il possesso è sempre dello Sport Palermo. Uzzo verso Pitanza a metà. Invece Rama, verticalizzazione per Stassi che calcia comunque, nonostante la presenza di Lapi, calcio d'angolo per il Bagheria. Sguardo più sul pallone per Stassi. Oggi al ritorno da titolare, dopo la scelta con continuità di inserirlo a partita in corso. Angolo di Caracappa in mezzo, colpo di testa a liberare di Gioele Lapi. Ora Gio, largo per Caracappa contro Costantino, pallone verso l'interno, Andrada sterzata, ancora Andrada si scontra poi con Uzzo che spazza via. Fermato Gramauta con fallo, chiede scusa Rama.
voleva qualcosina in più a livello sanzionatorio l'Api, invece nessun giallo. Batte Monforte, questa punizione, Pittanza con il colpo di testa non trova Mina e allora Andrada scambia con Di Giorgio, ancora Andrada, Fiorentino, Di Giorgio lo segue, Rama in mezzo al campo, si apre Costa, pallone per Stassi, Fiorentino, Costa se la chiama, si va da Di Giorgio, Fiorentino aggredito da Traoré nel momento del passaggio, c'è il giallo per Mori Traoré, il secondo della partita dopo quello estratto a Florio, era mezzo avvisato il terzino dello Sport Palermo, l'anno scorso ha vestito la maglia della Giardinellese, si è salvato al play-out, vinto a tavolino contro l'Empedoclina, che ha rinunciato alla partecipazione. Punizione dunque per il Bagheria, siamo dentro il tempo di recupero. Almeno 2 minuti in più si giocheranno per lo stop rimediato da Cagnina, il portiere della Bagheria. Stassi sul punto di battuta, va col destro, forte, traversa, scheggiata e Bagheria vicinissimo al 2-0 con il proprio capitano Giorgio Stassi. Infatti saranno 2 minuti di recupero. Già il primo se ne sta andando ufficialmente. Il rinvio di Perez, non ci arriva gran molta. Costa, la spinta di Porcelli, poi va al duello anche con Cracappa Andrada, la alza Rama, risponde Monforte, di testa Rama, il pallone arriva a Stassi che può controllarlo giù. Stassi cercava Gio tra le linee, arriva Fiorentino, più veloce di Porcelli, pallone ancora a salvo, in campo Porcelli e la trattenuta su Fiorentino, alla fine commette fallo l'ex San Giorgio Piana e calcio di punizione per il Bagheria. Totalmente in disaccordo Marco Minnone con la decisione dell'arbitro, esaurito il tempo di recupero, probabilmente si batterà questa punizione e ci sarà qualcosina giusto per arrotondare Fiorentino in mezzo, allontana Pittanza, la mette in angolo, all'indietro di testa. La battuta di Caracappa, la presa di Perez che va al rinvio. La
prende Fiorentino. Finisce qui il primo tempo, 1-0 Bagheria. È proprio Fiorentino a deciderla al momento, il suo gol al quarto minuto. Chance Sport Palermo con Costantino direttamente su calcio di punizione. Bagheria che dal suo canto ha sfiorato il raddoppio. Sempre sugli sviluppi di un calcio di punizione, calciato da Stassi, ha colpito la parte superiore della traversa. Noi ci prendiamo una pausa, poi torneremo sempre qui in diretta dal Comunale. Sfida da dentro o fuori, al Palacus di Palermo si affrontano il CUS Palermo e il Barcellona Futsal, una gara tra due squadre che stanno in coda alla classifica, 3 punti in più alla vigilia per gli ospiti rispetto ai palermitani. È una gara che dunque si rivela cruciale per il destino di entrambe le squadre in zona play-out. Parte forte il CUS, come vediamo dalle immagini prodotte da Andrea Germano. C'è subito l'intervento da parte di Calderone, poi da una rimessa laterale, ottima conclusione mancina da parte di Leto in spaccata, e bravo l'estremo difensore ospite. Poi all'improvviso una giocata sulla sinistra estemporanea da parte del Barcellona porta alla conclusione vincente e al gol dello 0-1 Adrián Eduardo Sánchez, che batte lo Piparo con l'apertura del piattone destro, e 0-1 al Palacus. Ma la squadra di casa, la squadra giallorossa, reagisce subito. Leto mette in mezzo il pallone e c'è la deviazione maldestra che porta all'autogol, che porta all'1-1. Esulta Leto alla Usain Bolt, era lì pronto in agguato Moncada per andare a correggere, ma non mancherà tempo al laterale, all'universale del CUS Palermo per farsi trovare pronto qui sull'assist, e con la palla che finisce in fondo al sacco. E 2-1 CUS che ribalta il risultato. Qui buona la giocata da parte di Fuschi, che ha fatto da sponda per il suo compagno di squadra. Ancora insiste il CUS Palermo con questa avanzata da parte di Cutrona, che va a scagliare il sinistro, che si perde alto sopra la traversa. Ma ancora una volta l'azione fotocopia di prima, ed è ancora Sánchez con l'apertura del piattone a battere nuovamente lo Piparo, che questa volta ci mette le mani, ma non basta. È un primo tempo pirotecnico al Palacus, è 2-2, ma il risultato cambia di nuovo subito. Qui la giocata di Dell'Aria che la sposta sul sinistro, la palla per Cutrona, che si fa trovare pronto sul secondo palo, la mette di giustezza alle spalle di Calderone, e di nuovo avanti il CUS Palermo con l'ex giocatore di Partinico Audace Palermo Calcio a 5 e 3M. Poi occhio però, perché cerca subito di ripartire il Barcellona con questa giocata, e qui se lo divorano. Il gol del 3 pari con Venuto che interviene in qualche modo sulla spaccata di La Torre. Qui ancora La Torre che cerca di giocare fronte alla porta, ci mette la manona lo Piparo per mettere la palla in calcio d'angolo. Poi bellissima uscita da parte del CUS Palermo sulla pressione del Barcellona, e allora Guarino con la sua lata a saltare Calderone, e col tocco di giustezza a porta vuota. 4-2 per il CUS Palermo, il cuore del capitano, il cuore di Mirko Guarino a cercare di risollevare le sorti del CUS Palermo. Qui con le immagini siamo alla ripresa, perché La Torre e Caparbio recupera un buon pallone, e poi questa volta la spaccata è vincente, e la palla del 4-3 e la rete di Claudio La Torre, del vice capitano del Barcellona, che cerca di riavvicinarsi nel punteggio. CUS che allora cerca di ripartire, di tenere lontani gli avversari, ma qui una brutta palla persa. Sánchez va dentro e c'è il palo clamoroso da parte di Venuto, ad un passo addirittura dal pareggio. Il Barcellona dall'altra parte ci prova ancora il CUS Palermo con Moncada, la palla deviata e poi messa fuori. Pressa bene nell'uscita palla degli avversari la squadra di Sgro, che ancora con Moncada sfiora il gol, e poi la conclusione di Guarino finisce fuori. Gioca una buonissima partita il CUS Palermo, che però qui perde una brutta palla con Letto. Allora ancora Sánchez chiama i riflessi di Cicciolo Piparo, che tiene a galla i suoi. Poi su un'azione, su una rimessa, su un tentativo tra i più classici di perdere tempo lontano dalla propria area, dalla propria metà campo, c'è ancora un tentativo da parte del CUS. La palla in qualche modo arriva a Ciccio Moncada per la rete del 5-3, per la rete della doppietta, per la rete del primo +2 di questo secondo tempo, quello fondamentale perché consente al CUS Palermo di chiudere la partita con la vittoria, con 3 punti. Torna al successo la squadra di Sgro, che aggancia in classifica proprio gli ospiti, proprio il Barcellona. 10 punti per i palermitani. Oggi una partita non importante, di più importantissimo. Siamo qui con Filippo Leto, che ci ha raggiunto nella zona interviste.
raccontaci la tua partita e soprattutto l'importanza di questi 3 punti. Oggi è stata una partita forse una delle più brutte che abbiamo fatto confronto alle ultime partite, però l'importante oggi era vincere. Anche se magari giochi male e vinci, molte volte è meglio di giocare bene e perdere, come è successo nelle partite passate. Era molto importante vincere oggi perché agganciavamo loro stessi in Barcellona e niente, cerchiamo di almeno arrivare all'obiettivo di fare i play-out e provare a farli dentro casa. Assolutamente, oggi era importante perché era uno scontro diretto, adesso vi trovate terzultimi, però questa partita anche da un punto di vista morale vi può aiutare tanto. Sì, come dicevo poco fa, l'importante era vincere, soprattutto per il morale, perché venivamo da un po' di partite giocate bene con squadre che lottano per vincere e sono arrivati solo risultati negativi. Oggi magari giocando un po' male, sono arrivati finalmente questi 3 punti che comunque ci servono per tirare su il morale. Assolutamente. Prossimi impegni, due partite abbastanza toste, però darete il tutto per tutto per... Sì, la prossima riposiamo, si ferma il campionato, poi c'è l'Alcam, che è anche l'altra pretendente per agganciare questi play-out. E niente. Ora cercheremo di allenarci bene queste settimane e cerchiamo di portare a casa più punti possibile. Gianmario Fuschi è arrivato anche lui in interviste, lo accogliamo e gli facciamo anche qualche domanda. È terminata Cus Palermo contro Barcellona, è un gol che arriva, una vittoria che arriva molto sofferta, quell'ultimo gol, il gol del 5-3, è molto importante nei minuti finali perché Guarino la tiene lì vicino al calcio d'angolo, vicino alla bandierina, poi serve il compagno e timbrate l'ultimo gol di questa partita, però quello più importante, fondamentalmente, che vi fa stare un po' più sereni nel finale di gara. Buonasera a tutti, intanto grazie. Sapevamo l'importanza di questa partita e questa settimana abbiamo lavorato cercando di vincerla in qualsiasi modo, come diceva il mio compagno Fifetto, che noi chiamiamo Fifetto. Ed è importante vincerla e il gol di Mirko arriva l'ultimo in modo che mette sigillo a questa vittoria. Sicuramente è importante per noi. Assolutamente, una bella partita, forse un primo tempo giocato con ritmi un pochettino più alti, forse un secondo tempo invece dove sono placati i ritmi è mancato forse un pizzico di intensità che vi avrebbe permesso di congelare forse la partita prima, anche se, come abbiamo detto, era una partita importante, quindi dove i nervi erano molto saldi perché diciamo che era uno scontro diretto, quindi anche il fattore campo, il fattore emozione può aver inciso tanto in questa partita. È una cosa che ci portiamo, credo, da un paio di mesi. Cioè, entriamo nel secondo tempo, entriamo un pochettino scarichi e questa cosa la paghiamo. Alcune volte bisogna entrare un po' più con grinta e con tanto cuore e magari il secondo tempo lo fai magari migliore del primo. Invece certe volte entriamo un po' mollacchi, come dico io, e quindi magari poi viene tutto un po' in salita. Ma alla fine poi ce l'abbiamo fatta ed è importante per la prospettiva in futuro di cercare di fare i più altri spazi. Assolutamente, poi come diciamo adesso c'è la sosta, quindi avete forse quella settimana in più per quelle forze fresche che vi possono aiutare, poi darete il tutto per tutto all in per queste 2 ultime partite di stagione in cui vi giocate praticamente la salvezza in Serie B, con ovviamente l'augurio che il prossimo anno si faccia ancora meglio rispetto a questo. Mi auguro le ultime parole che il prossimo anno restiamo in questa categoria, ci proveremo fino all'ultimo. Ora metteremo un po' di carica, visto che c'è questa sosta, e poi affronteremo partita per partita, cercando di fare il meglio possibile per poter salvare questo plus da questa categoria. Ce la metteremo sempre fino all'ultimo secondo dell'ultima partita, sia perché ancora la matematica non ci dà per, diciamo, definitivamente spacciate, e anche perché è corretto, è giusto giocare le gare, perché insomma anche per una questione di rispetto del calcio, il rispetto dello sport, il rispetto del campionato e di tutte le altre squadre. Sono contento, oggi una prestazione maschia. La partita l'abbiamo giocata prevalentemente noi, loro un'ottima squadra, una buona squadra con fisicità, con tecnica,
non tutte le squadre possono avere un Garuffo a centrocampo, ottimo giocatore ovviamente che conosciamo tutti, ma io sono contento soprattutto innanzitutto per il mister. Mi consenta proprio una parola per il mister, che è una grande persona, una persona competente di calcio, e se siamo arrivati a questo punto, diciamo, grazie a lui, perché riusciamo a mettere in campo, nonostante oggi altre 2 assenze, però un equilibrio l'abbiamo sempre, la voglia, la grinta, il non arrendersi, ecco, non ci siamo arresi e non ci arrenderemo. E proprio da un punto di vista della matematica si riduce il gap dalla penultima Oratorio Marineo, nuovamente portandosi a 6 i punti. Sì, portiamo a 6 punti, sono tanti. Ora domenica andiamo ad affrontare un'altra battaglia, in quella di Castelvetrano, consci di questa vittoria, delle nostre possibilità, delle nostre come dire, condizioni di salute e condizioni tecniche, ce la giocheremo a viso aperto. E poi quello, tiriamo le somme, tiriamo la rete e vediamo quello che poi alla fine riusciamo a tirare fuori. È iniziato il secondo tempo di Bagheria Sport Palermo, parziale sull'1-0, sta decidendo il gol di Fiorentino al 4° minuto con il Bagheria, che dopo aver subito una punizione insidiosa di Costantino ne ha avuta una a favore, dove si è centrato la traversa, ha scheggiato la parte alta. In cambio, nell'intervallo, nello Sport Palermo, sulla fascia sinistra è uscito Uzzo, è entrato Granatello. Per il resto tutto invariato. Sport Palermo che adesso ha a disposizione questo calcio di punizione. Va a Costantino in mezzo, la prende per 2 volte la squadra di Grimaudo con Mina, che prova la conclusione. Ne esce un tiro svirgolato, spunto un po' sprecato dallo Sport Palermo. Poteva sfruttare meglio questa situazione Mina. Dunque le formazioni con il Bagheria in nerazzurro, con il 4-3-1-2 di Angelo Tomasello,
Cagnina in porta, in difesa Costa, Florio, Perricone e Di Giorgio, a centrocampo Caracappa, Rama e Andrada, Fiorentino dietro, Giglio e Stassi. A disposizione in panchina Crisafulli per la porta, poi D'Amico, Gallina, Abate, De Giorgio, Lopresti, Bartoloni e Geraci. Qui Giglio porta palla, si va a scontrare con Monforte che non ha risentimenti. Poi la conclusione dalla distanza di Marco Minnone sul fondo, ci vuole provare lo Sport Palermo che è sceso in campo con il 4-4-2 di Claudio Grimaudo. Perez in porta, Traoré, Monforte, Lapi e Uzzo in difesa. Uzzo che poi è uscito per far spazio a Granatello in questo secondo tempo. A centrocampo Minà, Porcelli, Costantino e Gramauta. L'attacco è composto da Pitanza e Marco Minnone. A disposizione in panchina Scordato per la porta, poi Vitale, Salvo Minnone, Adelfio, Megna, Cappello, Conticelli e Bertolino. Conticelli portiere, ma disponibile come giocatore di movimento, ma allo stesso tempo un po' per far numero, dato che è infortunato. Occhio allo Sport Palermo, in 3 avanzano, l'opportunità per Gramauta, Cagnina si oppone, crescono dunque le occasioni per la squadra ospite che ci tiene a fare bella figura, a pareggiare questa partita. Bagheria che ha perso tanti punti, diversi punti da situazione di vantaggio, per esempio contro l'FC Alcamo vinceva 1-0, poi ha subito il gol dell'1-1. Oh, ma che fa, schizziamo? A più di 20 minuti dalla fine, lo scorso 15 febbraio, nel big match contro il Monte Lepre, è passato in vantaggio, subito il pareggio, poi ha fatto il 2-1, nel recupero ha subito il gol del 2-2, è arrivato anche il pareggio dopo la sosta natalizia contro la Margheritese, una gara finita in 10 contro 10. In seguito c'è stata la diatriba tra Samuele Cracappa e Giovanni Castiglione, il difensore della Margheritese, poi risolta fuori dal campo. Anche nel girone d'andata ci sono stati problemi dal punto di vista dei punti persi, tanto rammarico per il 2-2 contro il Borgetto Giardinello. Qui parliamo di un vantaggio, un doppio vantaggio dopo mezz'ora, poi il 2-1 subito su rigore e il 2-2 subito al 96esimo. Parliamo dello scorso 30 novembre. Situazione diversa invece all'andata proprio contro lo Sport Palermo, quando Bagheria si è ritrovato sotto dopo 11 minuti, il gol di Vitale, poi il pareggio di Giglio al 59esimo. Una gara in cui sono stati protagonisti interventi dell'arbitro un po' dubbi. Occhio qui a Giglio, marcato da Traoré, si gira, serve dietro Andrada che prova a piazzarla a giro, sfruttando anche il fattore vento, non lo aiuta. Chance Bagheria in questa ripresa, la prima è di Josué Andrada, giocatore che la sua carriera ha giocato anche ad altre latitudini, vestito la maglia del Corio in Australia nel 2023, per poi passare alla Gioiese in Serie D e infine al Bagheria. Si è fatto male proprio Andrada.
che stava per fare male a sua volta a Di Giorgio. Viene chiesto il cambio, non ce la fa Andrada. Tegola pesante per Tomasello. Entrerà Gallina al suo posto. Sostituzione forzata per il Bagheria. C'era la possibilità anche del cambio Cagnina-Crisafulli, cambio del portiere, poi Cagnina ha resistito, ce l'ha fatta, ufficiale il cambio. Invece per quanto riguarda l'uscita di Andrada all'ingresso di Gallina, prima sostituzione anche per i nerazzurri, non cambia nulla dal punto di vista tattico. Centrocampista per un centrocampista, una mezzala per una mezzala. Qui l'azione si spegne facilmente. E allora si riparte per lo Sport Palermo, anche con questa rimessa laterale di Mori Traoré. Gallina. Altri metri. Rimessa lunga di Traoré. Allontana Di Giorgio. Gio non riesce a saltare prima di Lapi. Caracappa. Alla fine arriva tutto a Rama. Traoré chiude su Gio. Gallina. Dietro da Aldo Perricone. Il passaggio per Gio, sponda Fiorentino, largo. Nuovamente Gio. Si mette in mezzo Minà. Poi Gio recupera con Traoré e Minà a terra. Non c'è alcun fallo. Si batte subito questa rimessa laterale con Caracappa che serve al limite Rama. Si sistema il pallone, non può andare al tiro. Cercava in qualche modo Stassi. Adesso recupera il possesso l'ex Parmonval tra le altre. Perricone verso Stassi, non ci arriva di testa. La prende Perez. Gallina. Stassi, nuovo recupero del Bagheria. Rama Perricone, chiede palla Di Giorgio. Perricone va dall'altro lato verso Caracappa. Lo marca Granatello che quasi perde l'equilibrio. Passaggio su Gio, limite dell'area, il tiro potente di Gio, sfiora il palo, occasionissima per il Bagheria con Raffaele Gio, ancora una volta vicini nerazzurri al 2-0. Occasione importante per Gio, uno dei suoi colpi piazzato sul secondo palo basso, l'angolino che ha cercato. Ci è mancato poco per fare il 2-0. Stassi era partito bene lo Sport Palermo questa ripresa. Bagheria cerca di riprendersi ciò che ha momentaneamente lasciato, con la speranza di chiudere la partita in vista dei possibili fantasmi di cui parlavamo prima. Rama. Gallina. Non lo insegue Costantino, pallone in aria per Stassi, se lo sistema, calcia su Perez. Non proprio bello il tiro addosso al portiere dello Sport Palermo, concesso l'angolo. E adesso le occasioni aumentano, prima Gio, adesso Stassi. Non era comodissimo col pallone, ha cercato un attimo di
stabilirlo lì in aria, poter calciare in maniera più sistemata. Qui si va dalla bandierina con il pallone che attraversa tutta l'area, proposto da KK. Si va con una sostituzione per lo Sport Palermo, la seconda di Claudio Grimaudo. Esce Porcelli, entra Vitale, proprio colui che sbloccò la gara d'andata. Uno dei tantissimi giovani di questo Sport Palermo. In questo caso parliamo di un classe 2007. Qualche dialogo intanto con l'arbitro da parte della panchina dello Sport Palermo. Si può andare al rinvio di Perez. Il Bagheria spinge, sta iniziando a sprecare palloni che alla lunga, e lo sa bene la squadra nerazzurra, possono pagare. Lapi, Marco Minone verso Traoré, alla fine esce. Di testa il colpo di Vitale Fiorentino, non la riesce a salvare, allora rimessa per i verde fluo blu. Entrata regolare secondo l'arbitro di Lapi. Monforte qui risponde Costantino, largo per Granatello, sbaglia il servizio però Granatello, allora Gio verticale per Stassi e in aria molto defilato, allora ricicla tutto per il destro di Caracappa, respinto, e si aggiunge anche Caracappa agli autori delle occasioni importantissime che sta avendo il Bagheria nel corso di questa ripresa. Rimessa laterale, pressione su Gio, la riprende Granatello che scarica su Monforte. Gramauta, il pallone esce. Rama, insiste il Bagheria, ha ancora mezz'ora a disposizione per chiuderla. Pallone per Di Giorgio, il cross, secondo palo un po' lontano Caracappa per poter ricevere, allora Pittanza, pressato da Florio, poi il fallo sì di Rama. Pittanza cade sotto gli occhi delle riserve del Bagheria. Punizione già battuta dallo Sport Palermo con Rosario Costantino. Minone la perde, allora Rama. Stassi di prima per Gio, occhio al vento, se alla lunga di testa Gio, poi ci pensa Vitale a chiudere in fallo laterale. La battuta della rimessa, il cross in mezzo di Florio, pallone che arriva a Gallina. Di Giorgio verso Gio al limite, ancora Vitale,
a spazzarla. Gramauta la mette giù per gli avversari. Granatello se ne stava andando, ma KK subisce il colpo. Il dialogo tra Costantino e Castrovinci di Palermo. Rimane a terra KK. Ricordiamo che Bagheria ha dovuto fare a meno di Andrada, uscito per infortunio. Non vorrebbe sicuramente perdere l'altra mezzala, ma si è rialzato l'ex Don Carlo Misilmeri. Punizione per i nerazzurri. C'è Fiorentino. Va Fiorentino, pallone in aria, Perez. Gran rinvio questo qui, direttamente verso Marco Minnone. Il pallonetto contro Canghina, svirgola pericolosamente Costa. Perez nei rinvii non è stato granché nel corso di questa partita. Questo rinvio invece ha praticamente consegnato l'assist per Marco Minnone, che ha provato il pallonetto. Costa ha messo in angolo, rischiando a sua volta, perché ha rinviato male. Sport Palermo si rivede in maniera pericolosa verso la porta avversaria. Angolo di Costantino, il pallone verso il secondo palo, non ci arrivano né Pitanza né Vitale. Finisce sul fondo questo pallone. Cagnina dal fondo risponde Lapi di testa subito allo Sport Palermo con Minnone a far correre Gramauta, lato corto dell'area. Gramauta prova il cross, risponde Florio, calcio d'angolo. Batte come al solito Costantino. Va Costantino in mezzo, allontana Stassi, Vitale si coordina, prova a farlo anche Lapi, pallone nel cuore dell'area, allontanato da Cagnina. Ci pensa anche KK, lo Sport Palermo si fa sempre più pericoloso, corre però Gio alla volta del Bagheria verso la porta di Perez. Gio, Perez, pallone bloccato, poi l'opportunità dal centro dell'area, angolo da una parte e dall'altra, le emozioni al Comunale. La corsa di Gio, la deviazione decisiva in calcio d'angolo. Da parte di Granatello.
Cambio della Bagheria, entra Bartoloni, si rivede dopo un paio di settimane fuori. Bagheria batte l'angolo, allontana di testa Lapi. Nuovo traversone, si coordina Stassi, pallone alto. Lapi. Primo duello del match per Lautaro Bartoloni. La insegue Costa. Finisce a terra dopo il duello con Granmauta. Dalla Bagheria è uscito Giglio per far spazio a Bartoloni. E Caracappa a fare la seconda punta. Gallina, spazio per lui. Stassi e spalla alla porta, scambio con Gallina, cade in aria, tutto ok. Marco Minone l'alza verso Pitanza per Ricone. Intervento regolare. Qui il fallo di Monforte. Sport Palermo che ha reclamato diverse decisioni arbitrali nel corso della propria stagione, tant'è che a fine primo tempo si parlava con l'arbitro riguardo diversi episodi accaduti durante il primo tempo. Rama, cross in mezzo, occhio al colpo di testa in anticipo da parte del Bagheria che fa 2-0. La rete di intelligenza, di furbizia per Caracappa. E a questo punto la partita può essere chiusa. Il gol di Caracappa esultanza verso i propri dirigenti, verso i compagni. Pitanza e Lapi a parlare con l'arbitro. Cambio in vista per il Bagheria. Diretto avversario che stava aspettando il pallone. Caracappa invece si è infilato, ha colpito di testa, anticipato Perez alla sua sinistra. Entra Lopresti per il Bagheria. Esce Costa. A questo punto la difesa si sistema. Dunque fuori Costa, dentro Lopresti. Dai ragazzi, tranquilli, dai. 2-0 del Bagheria. Il gol alla fine è arrivato. Ci stava mettendo troppo tempo per farlo la squadra nerazzurra.
dato che l'ho sfiorato più volte. E adesso sì che c'è il cambio del portiere per il Bagheria, esce Cagnina. Da capire adesso se si tratta di un cambio precauzionale o si è manifestato magari il problema del primo tempo. Entra e debutta in nerazzurro Lorenzo Crisafulli. A prendere il suo posto non gioca una partita ufficiale Crisafulli dall'1 dicembre, quando il Lascari perse in casa contro la Folgore Castelvetrano 3-0 nel girone A di eccellenza siciliana. Per gennaio il trasferimento a Bagheria. Eccolo qui il primo pallone gestito da Crisafulli verso Bartoloni. Subisce un colpo Gallina, si continua. Granatello, ma riprende però la squadra di casa. Cracappa, adesso Fiorentino, largo, Bartoloni, cross in mezzo, Gallina sul secondo palo, la colpisce male, salta Traoré, la prende di testa, poi si scontra con Cracappa, nessun fallo. E allora si riparte da Perez. Vitale, Bonforte, Granatello, adesso Costantino. A proposito di Vitale, lui che ha preso di fatto il posto di Lapi in difesa, che è avanzato a centrocampo, data anche l'uscita di Porcelli. Si ristabilisce dunque la coppia in mezzo al campo formata da Lapi e Costantino. Traoré verso Minà, che corre, lo rincorre Di Giorgio, si mette in mezzo rama, chiude lui, calcio d'angolo per lo Sport Palermo. Un quarto d'ora alla fine, più recupero. La battuta di Minnone in mezzo, sfiora di testa il colpo decisivo verso la porta. Tramauta, non rischiare, gestisci perché sennò ti fa male. dobbiamo stare alti, dice Costantino allo Sport Palermo. Pitanza, dietro verso Minà, la recupera Fiorentino. Lo
scambio con Caracappa, la tocca Traoré, ma si continua per il vantaggio. Caracappa, il cross in mezzo verso il secondo palo, Stassi l'appoggia di testa ma in fuorigioco. Nessun terzo gol in 2 partite per Giorgio Stassi, fermato dall'assistente arbitrale. Si va con il cambio numero 3 per lo Sport Palermo. Semina non contentissimo. Al suo posto Cappello. Mossa in attacco per Grimaudo. Rama. Di Giorgio. Caracappa. C'è il tocco degli avversari. Di Giorgio, rimessa lunga, la sfera vitale, la prende Caracappa, largo per Stassi, si coordina, calcia centrale per Perez. Messo meglio, ha reso di meno Stassi. Qui intanto Vitale manca altri colpi. Caracappa prova ad allungarsela, c'è Traoré che spazza, riceve Marco Minone, si scontra con Rama, ne approfitta Lapi. Sale lo Sport Palermo con gli esterni, Gramauta a sinistra e Cappello a destra, con Pitanza al centro. Fallo e calcio di punizione. Va Costantino. Pitanza di testa all'indietro, secondo palo verso Vitale in fuorigioco. Arriva palla Samuele. Riga a palla Samuele. Marco Minone, limite, Pitanza la prende male, dà anche uno sguardo alla caduta di Perricone, ma non c'è nulla. Bravo. Vai Daniele. Altra proposta. Che si spegne, Pitanza giù. Nuova punizione per lo Sport Palermo. Occhio!
sempre Costantino. Pallone in mezzo, di testa allontana il Bagheria, nuova proposta di Cappello, non ci arriva nessuno. E Grimaudo va con un altro cambio. Entrerà Megna. Nello Sport Palermo, nel Bagheria invece entrerà D'Amico. È entrato Megna. Al posto di Traoré. Nello Sport Palermo entra adesso D'Amico nel Bagheria. Al posto di Caracappa, Tomasello che così esaurisce i cambi. Grimaudo ne ha ancora uno a disposizione. Lapi profondo, la prende Crisafulli. La punizione di Perricone, D'Amico non ce la fa, ma nel tenerla in campo, lui che è tornato dalla squalifica di 3 giornate. Un cartellino rosso rimediato dalla panchina nella partita contro l'FC Alcamo dello scorso 15 febbraio. Proteste pesanti. Oggi il ritorno in campo non giocava dal 9 febbraio, dal derby contro il 90-011, formalmente in trasferta ma sempre qui al Comunale. Questo pallone che scorre di Giorgio la lontana assieme a D'Amico. Partita che si avvia sempre di più verso la fine. Vitale, Cappello
tunnel su Di Giorgio, c'è fallo pure e calcio di punizione per lo Sport Palermo, che sfrutta anche l'ultimo cambio. Esce Lapi, entra Adelfio. Aveva già debuttato contro il Borgetto nella classe 2006. Anche in quel caso dalla panchina. È entrato al 98esimo. Partita praticamente scaduta. Oggi colleziona questi 2 minuti in più. Punizione sul fondo di Marco Minnone. Entrata di Adelfio contro il Borgetto così tardiva perché il Borgetto era riuscito parzialmente a conquistare un calcio di rigore. Poi c'è stato il dialogo tra arbitro e assistente arbitrale che ha cambiato la decisione, quindi il Borgetto non ha avuto più quel calcio di rigore. La partita era sul 2-0, poteva essere riaperta, ma non per tantissimo tempo. Nell'occasione Alfano si è preso il doppio giallo per simulazione e la conseguente espulsione. Finta di Stassi, stava pensando un attimo per il tiro al volo. Pallone recuperato da Fiorentino, grande partita la sua oggi, tutto per D'Amico. Continua ad accentrarsi Rama, Di Giorgio da capo, da Perricone per tornare da Crisafulli. Manca soltanto il tempo di recupero a questa partita. Bagheria che è riuscito a chiuderla grazie alla rete di Caracappa quando tutto era ancora in bilico. Saranno 4 minuti di recupero iniziati da qualche secondo. Stava recuperando D'Amico, invece la sporcata per Fiorentino. Comunque è del Bagheria il possesso. Bartoloni a cercare D'Amico, la prende Perez, lancia a mezza altezza di testa Grammauta, la può prendere così Marco Minnone. E allora Fiorentino, ancora il Bagheria sul lato lungo. Ha presentato un'altezza dalla gradinata del Comunale che è stata riverniciata da poco. Step che fa parte del processo di riammodernamento dello stadio, anche per far tornare il pubblico sugli spalti. È stata costruita la nuova tribuna coperta, ma ancora inagibile, nel settore centrale. Il rinvio di Granatello, Di Giorgio sempre attento lì, Perricone, pallone per Florio, Bartoloni
evita l'avversario, scambia con Fiorentina, ancora Bartoloni, si ferma. Lopresti, Fiorentino, Bartoloni, ancora Lopresti che segue l'azione, cross in mezzo su Perez che blocca. Ormai l'ultimo minuto e mezzo da giocare. Questa sfida fuori gioco di Pittanza. E punizione dunque per il Bagheria. Bagheria che il prossimo weekend sfiderà il Borgetto Giardinello, per come stanno le cose al Pasqualino di Carini. Sport Palermo invece che tornerà a giocare in casa, stavolta contro la Margheritese. Stassi da fermo, spreca. Era tutto regolare. Altro pallone buttato via da Stassi e in generale dal Bagheria. Qui D'Amico in anticipo commette fallo su Cappello. Crampi per Stassi. Decisivo Fulgatore oggi un po' meno. Con questa vittoria Bagheria riscavalca il Montelepre, sale a 57 punti in cima alla classifica di questo girone A di promozione siciliana. Domani occhio puntati su Bagheria 90-011 Montelepre per la potenziale risposta. Occhio sempre al Bagheria, Perez blocca D'Amico e su questa azione finisce il match 2-0 per i nerazzurri, che così conquistano la quarta vittoria consecutiva. 2-0 allo Sport Palermo, che sull'1-0 ha rischiato anche di pareggiarla. Le reti di Fiorentino al quarto e di Caracappa al 70° in mezzo. Stassi ha scheggiato la traversa su calcio di punizione. Si ferma dunque la mini striscia positiva dello Sport Palermo, che aveva conquistato 2 vittorie in 2 partite prima di arrivare qui al comunale. Rimane in zona tranquilla di classifica lo Sport Palermo, ma occhio alle inseguitrici con 90-011 impegnato domani, sì in casa, ma come dicevamo contro la capolista fino alla scorsa settimana, Montelepre. Attendiamo anche aggiornamenti da Terrasini, dove tra mezz'ora circa ci sarà il finale di Renzolo Piccolo Mazzara. Per quanto riguarda questa sfida è tutto dal comunale di Bagheria. Grazie dell'attenzione. Ciao da Salvo Geraci, alla prossima.